tutti promossi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Forza! Andiamo, hai visto? Oh, ma si può sapere che andiamo! Evviva! A scuola c'è chiuso i cancelli, più allegro saluta il bidello, Milena rossisce bocciati, Natale perduto chissà. Che bello l'estate è tornata, le strade sono tutte affollate, che voglia si libera, corriamo, corriamo che a mare si va. Arrivederci scuola, ci rivediamo all'anno nuovo, arrivederci ai professori, arrivederci pure a te, che anni fa non ci pensavo, perché il latino ci può aspettare, oh mare no, l'estate va, ma che studiare, chi toffa fa, fate bagaglio con mare all'esame a settembre, tu penserai ho tanta voglia di amare, davanti all'amore non dice mai no. Arrivederci scuola, ci rivediamo all'anno nuovo. Arrivederci ai professori, Milena parte insieme a me. Che anni fa non ci pensavo, perché un latino ci può aspettare, l'estate no, oh mare va, ma che studia, chi toppa fa, fate bagagli per mare all'esame settembre, tu penserai mo, ho tanta voglia di amare, davanti all'amore non dice mai no, arrivederci scuola, ci rivediamo all'anno nuovo, arrivederci ai professori, Milena parte insieme a me. Ragazzi, aspettate! Aspettate! Mi ascoltate? Ragazzi, ora giuriamo solennemente che l'anno prossimo, quando comincerà la scuola, nel momento in cui inizieranno le lezioni, verremo a festeggiare qui la nostra assenza dai banchi di scuola. Siete con me? Sì! Allora andiamo! E tu che farai l'anno prossimo? Mamma vuole che mi iscriva alla facoltà di lettere, ma io... Non ti piace? Potrai scegliere un'altra facoltà. No, ma vedi, la facoltà non c'entra. È che io mi ero abituata ai sacchetti di patatine che compravo all'uscita della scuola, Beh, ma anche all'università vendono popcorn e patatine. Ma no, le patatine a me non interessano. Tra l'altro non mi sono mai piaciute. Io le mangiavo perché le mangiavi tu. Così avevo qualcosa in comune con te. Allora d'accordo ragazzi, tutti quanti stasera alla festa a casa di Giorgio, eh? Va bene. Bene, tutti a casa tua, eh? Ok, ciao! Vieni anche tu. No, io c'ho mezzo appuntamento con Stefania di Monaco. Dai, non scherzare. Chi scherza? Figurati, l'ultima volta non ci sono andata all'appuntamento. E se non ci vado neanche adesso, come minimo mi trovo tutto il Principato contro. Che fai? Ci vieni o no alla festa di Giorgio? Beatrice, sbrigati che è tardi. Ciao, Nino. Bella carrozzeria, eh? Ma fai sempre il cretino tu. Ma che ti arrabbi a fare? Stavo parlando della macchina. Sì, che della bionda no. Da mo' che gli sta facendo la corte. Ah, perché davvero? non lo sapevi? Sì, sì, ma è meglio che te la togli dalla testa quella lì, eh? Fa parte di una razza speciale. Cioè? Animali di lusso. Si chiamano miliardari, vivono in branchi e si accoppiano solo tra di loro. E voi sapete che razza siete? Quella Lo che hai pensato sappiamo, tu. lo sappiamo. Bravi, quelli. Avete bravo. capito bene. Vuoi che ti faccia ballare io? No, tu non mi piaci. Grazie, sono tuo fratello. Non mi piace nemmeno come fratello. Invece quella mezza cartuccia di Nino ti piace, vero? Sì, molto. Sai che sei carino?
scusa, ma non mi andava di ballare. Meglio così. Senti, posso farti una domanda personale? Cos'è? Una domanda a luce rossa? È giusto una curiosità. Cioè, vorrei sapere perché quando esci sempre con Beatrice. Beh, siamo amiche, molto amiche. E poi le voglio bene. Ma tu perché ce l'hai con lei? Ma io non ce l'ho con lei. Solo che cerca di capire, c'è sempre lei di mezzo e non riesco a vederti. Gentile. Senti, che hai capito? Voglio dire che lei è grossa, si mette davanti e non ti vedo. Senti, Anna, vuoi uscire con me domani? No, non è possibile. Domani parto. Vado a Taormina. Hai saputo che io vado a dormire e poi anche tu? Ma che stai dicendo? Che io vado a dormire. E io pure. Ci vado tutti gli anni. Davvero? Sì. È strano, non ti ho mai visto. Ma tu dove alloggi? In quell'hotel là, quello con la testa grande. Capo Taormina. Brava, capo Taormina. Chi è che sta al capo Taormina? Lui. Ma è fantastico! Mi fai un regalo incredibile. Avevo detto che non ti vedo, guarda, si mette davanti. Pensa, potremmo vedere. Ma è vero che viene anche lei a dormire? Sì. È vero, non è che poi non viene, guarda che mi incazzo. No, certo che viene. Ah, viene proprio. Sempre vicino, sarà la tua ombra, non è fantastico? Mi fa piacere, certo che mi fa piacere. Anche a me mi sembra un sogno, Nino. Sì, ma svegliati, dobbiamo andare via, si è fatto tardi. Sì, hai ragione. D'accordo, Nino. sì. Allora ci vediamo, Ciao. Ciao. Ciao, Nino. Marco, tu vieni. Andate ragazze, vengo per conto mio, ciao. Vabbè. Solo un minuto. Scusami, Perfetto. torno subito. Ciao. Sai, io ho una splendida villa a Taormina, ma preferisco l'albergo, sto lì e Oh, prendo non il dirmi, sole. anch'io vado al Capo Taormina, Ah, ci vediamo lì, allora sarà fantastico. splendido, A Casanova, ci hai provato di nuovo, Sei andato un'altra volta in bianco, Che CVD. cos'è CVD? Come volevasi dimostrare? In bianco. Altri 2 minuti e mi cadeva tra le braccia. Vedi, Lucio, questo sarebbe pure un ragazzo in gamba, simpatico, intelligente, Solo che dici un sacco di stronzate. Infatti, State a sentire, stronzetti. Che vi giocate che in un mesetto la faccio mia? 1 milione subito. 1 milione, calma ragazzi. Io al massimo 100.000 lire posso scommettere, che poi ruberò a mia madre. 1.100.000. Questa non è una scommessa. Questo è un furto. E se ci riesci? Ma dai, figurati. Boh. Ciao. Ciao. Senti, Nino, ma come facciamo a sapere se abbiamo vinto noi due se rimaniamo qui? Dovete fidarvi di me, no? E chi ci assicura che tu poi non ci fai fessi? Ma quando mai, va giù. Comunque un'altra soluzione c'è. E qual è? Venite con me a dormire. Ah, perfetto! Oh! Allora possiamo andare tutti quanti al campeggio di Taormina. Madonna! Calma ragazzi. Quel gradino c'era, sono 20 anni che sta lì. E mi dimentico sempre. Io ho un piccolo problema. Sciocchezze. I miei genitori quest'anno non mi danno una lira. E via, ragazzi, non ci preoccupiamo. Ricordiamoci che io sono figlio unico di padre ricco. No, allora non danno per me, ma cerca di fare qualcosa per chi su povero Vabbè, disgraziato. vabbè, non c'è problema. 2 milioni bastano? Beh, facciamo 2,5. No, facciamo 3 e a te ne porti, ok? Perfetto. Allora quando è che partiamo? Domattina. Ok. Ragazzi, fermatevi per favore. Nino, fermati perché mi sono dimenticato. Che, i soldi? No, lo spazzolino da denti. Ma vaffanculo, va! Sotto sole, a mare, abbronzati, a mare, Uno, due, tre. Sveglia, sentite sveglia, signore. Ma dico che mi vuoi far prendere un colpo, Ma mannaggia a te, vai, e tu che fai? sempre il solito dormiglio. Allora ragazzi, io a un certo punto gli sono corso dietro, l'ho afferrato per il collo e gli ho detto: oh, ma tu che vuoi da me? Si può sapere che cosa ti ho fatto? Quello mi ha guardato e mi ha detto: ma chi cavolo ti credi di essere? Neanche ti rispondo. Oh, a questo punto mi sono incazzato, e mi sono incazzato veramente, e detto tra noi: cosa avreste fatto al posto mio? Oh, mortacci mostri, che fate, dormite?
Ammuncendo, a mare sotto il sole, a mare, oh, 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 oh. Una piazzola per la tenda. In fondo. Grazie. Le tue smorfie, a mare, Vai avanti, vai. a mare, oh, 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 oh. Siamo arrivati. Certo, Nino, che queste 16 ore di Eccoci viaggio qua. sono passate proprio in un attimo. Mai. Ah, Lucio, ma smettila di lamentarti sempre. Pensa invece che abbiamo finito le scuole e finalmente siamo liberi. Ah, aria e donne. Ma che c'entro io con le donne? La volete finire di Cominciamo? sera a litigare? Forza, prendete la roba per montare la tenda. E tu non ci aiuti? E io che c'è? Io sto qui per anno, Vabbè, che ti sei no, messo in capito. testa? Vabbè. Dammi una mano. Sì. E poi io vado a dormire in albergo. Da mio zio. Oh! Tu stai sempre in E mezzo. Lucio! Dai, chiudi. Vai, Nino, non ti preoccupare, tanto qui mettiamo tutto a posto noi. Oh, mi raccomando, ma non sparire, vienici a trovare. Ma ci sparisce, sto sempre qua, dormo solo in albergo. Oh, ai! A proposito, stasera fammi trovare un piatto di spaghetti alle vongole. Veraci? Sì. Ma vaffanculo, va! Pure Veraci le vuole! Ammuncendo, a mare tutte e due, a mare, oh, 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 oh. Tutte guai, a mare, fai la pipì, a mare, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mare, 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 mare. Oh, signora, mi dispiace. La 214 questa volta non gliela possiamo dare. È riservata al professor Tocci per tutto l'anno. Oh, questo essere vero peccato, essere sola stanza per poter prendere solo integrale, nuda. Dica, per quanto tempo lei si fermerà? Oh, solo 7 giorni. Solo una settimana? Per una settimana glielo possiamo fare il piacere, no? Cercherò di accontentarla, però se dovesse arrivare il professor Tocci, lei gentilmente dovrà liberare la camera, d'accordo? Oh sì, ok, thank you. Lei sta con la signora? No, no, no. E allora perché è intervenuto? È questione di carattere, sai? Bel carattere. Ma cerca qualcuno? Sì, il dottor Gennaro Ascolese, il direttore. Ui! Ciao, zio. Sei Come in ritardo, ti sta? aspettavo stamattina. Hai prenotato la camera? Ma quale camera? Ti arrangi giù con noi nell'alloggio del personale. Sai, non è una gran cosa, eh? Ma come, nell'alloggio del personale? Prendiamo la 214. Ma che scherzi, quelli riservati. Ma ti assicuro che fra una settimana quella è libera. Ui, se sei venuto con queste idee è meglio che riparti su. Va bene, nell'alloggio del personale. Direttore, questo è mio nipote, Ronca. Ah, Nino Ronca. esatto. Ci sono 3 chiamate. Ha telefonato una certa Beatrice e ha detto che richiamava più tardi. Bene, per favore, se ritelefono le dica che io sono in incognito, va bene? E gli chieda dove la posso trovare. In incognito Va si bene, dice. è la vieni di stessa cosa, piacere. però io Ma dico chi che la ti sei messo in 214 testa? era Chi ti meglio. sei Che messo in cacchio di testa? direttore sei, zio? Dai, Lucio, muoviti! Ma è possibile che per montare 2 paletti ci vuole più di mezz'ora? Mannaggia, oh! Ma dai, a che punto sei? No, Lucio, ma che fai? Il maschio va con la femmina. E io che ho fatto? Maschio contro maschio. Oh, ma fossero poco ricchioni. No, stai sicuro, no? E continua, va, mannaggia, oh. Oh, sbrigati, Aspetta che ti passo questo. Incomincia a montare il telo, va, tieni. Ecco. Il telo va sul davanti. Ah! Oh. Aia! Oh, Lucio, ma che c'hai, mannaggia la miseria? Che t'ha preso? Ah! Mi ha preso il colpo di una strega! Non respiro! Mannaggia, Lucio, Ah! fai piano. Ah! Cerca di alzarti. Terribile! Ciao, che ti è successo? Ti senti male? Oh! Vieni con me, dai. E adesso a me chi mi Vengo aiuta? Oh! Ai! Ora ti metti seduto Ai, con me ai, ai, ai. e vedrai che ti fa. Ai, no. Ai, Vieni, tieniti qui. ai, ai, ai.
qui fermo. Non ti muovere, eh? Io ora vado ad aiutare il tuo amico, va bene? Come ti chiami? Pippo veramente. Oh, come l'amico di Topolino. Beh, sì. Tieni. Grazie. Questo lo mettiamo qua. Sì, sì, signorina. Questo invece Sì, lo sì, mettiamo signorina, sì. E questi dove li mettiamo? Beh... Lo sai dove si mettono? Sì, ma mettiamoli lì, eh? Va bene. Questo telo, prendilo tu. Ok. Quest'altro, tieni anche questo, Pippo, forza. Sì, Così sì, ci capiamo signorina. qualcosa. Accidenti, ma che ci fai con tutta quella roba in mano? Non la montiamo questa tenda? Beh... Mi dispiace, signorina, ma è in incognito. Mi ha detto di chiederle dove può trovarla. Beh, gli dica che lo aspettiamo al Wunderbar. Sì, alle 10, domattina. Grazie, buongiorno. In incognito, boh. Prima dice che ci vediamo a Taormina e poi viene in incognito. Ma che stai borbottando? Ma, la vuoi sapere l'ultima? Nino è a capo Taormina in incognito. E perché in incognito? E che ne so? Così mi ha detto il portiere. Io ho tentato di saperne di più, ma lui non ha saputo dirmi altro. Tipico comportamento dei nuovi ricchi. Si danno un sacco di aria a non farci caso. Ah, io non ci ho fatto caso. Infatti gli ho dato appuntamento domani mattina alle 10 al bar. Hai fatto bene, mai mollare. A chi hai dato appuntamento tu? E a te che te ne importa? L'ho dato a una persona che mi piace, punto e basta. Però se viene Anna vengo anch'io. Ma tu sei pazzo! Ricordati, cara sorellina, che Nino non ha nessuna intenzione di vedere te. Figuriamoci allora se vede te, gli verrà un infarto. Quante volte ti ho detto di avvertirmi prima di tuffarti? Diverse lenti di grande distanza focale, 4 anche oltre 10 e 3 centimetri, sette. e altre di piccola distanza focale. Devono essere collegate a un supporto in cui le lenti devono essere ben 7 allineate e la loro e distanza 2 deve 9. essere regolabile. Deve essere regolabile. L'allineamento delle lenti è essenziale per il 8 funzionamento della e parete 3 per evitare 8 e 3 distorsioni 10. dell'immagine. 8 e 3 10. Occorre che le Oh, due e lenti ti incazzi siano- pure, io onore che devo dire che non ho preso neanche una gamba. Ciao, imbroglione. Che fai, guardi? Oh, ciao. Niente, guardavo il mare. Bella giornata, eh? Io adesso mi spoglio e vado a tuffarmi in acqua. Che fate, venite? Sì, signorina. Dai, vi aspetto. Ma porca miseria, adesso che è il momento giusto, sono 3 ore e non riesco a regolare. Oh! Mannaggia. Oh, lo dico io. Ma che ti succede, Pippo? Ma tu vuoi vedere a quella nuda? E che ci vuole? Basta che parli. Non ho capito, stai diventando matto con quelle lei. Ma è semplicissimo. Guarda qua. Questo è lo specchio. Io mi metto là davanti alla porta. Appena ti faccio segno, prendi il binocolo e guardi nello specchio. Ah, la famosa legge d'Archimede, quella della rifrazione. Sì, andate, dai. Vieni, Lucio, dai. Così mi dici quando si è spogliato. Oh, però fate presto, eh. Oh, Nino, fammi un cenno. Fai presto, Vado? Vai. Porca miseria, ma che stronzi. Tieni proprio un bel culetto. Lo so, mamma me lo diceva sempre, era molto orgogliosa. Pensa che lo faceva vedere a tutti. Ciao ragazzi. Ciao! Ciao. Ciao Anna. Ciao! Ciao. Ah, Finalmente sei arrivato. Sono 4 volte che ti telefoniamo in albergo. mi dovete scusare, ma io ero In incognito. brava. Ho dovuto fare così, altrimenti gli amici mi cercavano. Io voglio dedicarmi soltanto a voi due. Che onore! Davvero, Nino? Io e Anna siamo molto contente che tu sia venuto. Non è niente. Che prendi? No, faccio io, Io un whisky. Bene. Voi che volete? Grazie, abbiamo già preso. Abbiamo già mangiato un gelato, grazie. comunque. Veramente lei l'ha mangiato, io l'ho soltanto assaggiato. Già, tu non mangi mai, mantieni la linea. Mm. E da quanto tempo siete arrivati? 3 giorni fa, e tu?
Io ieri sera con l'aeroplano. Beato te. Ah, sono sceso a Taormina qua. Sì, col paracadute. Nino, Dimmi un po', ma tu bevi sempre queste cose di prima mattina? A prima mattina, tutti i giorni, 3 o 4 al giorno. Fanno bene questi, fanno sta bene tutta la giornata. Forse al signorino faceva meglio un bicchiere di latte stamattina. Forse è meglio che lei va a rompere le scatole a qualche altra parte. Andiamo a mare, ragazze? Sì, io vi saluto, ne hanno le stesse cose, sono stufa di questo posto. Ecco, voi sempre i soliti, prima dite che venite e poi vi squagliate. Ma perché? Dove dobbiamo andare? È una sorpresa. Andiamo alle gole di Alcantara. Ma se lo sapevo mi vestivo in un altro modo. Ma non ha importanza, tanto ci danno gli stivalloni alti. Dobbiamo camminare in mezzo all'acqua, tu ci sei mai stato? Sì, quando ero piccolo. Finisci di bere, così ce ne andiamo. No, adesso scotta, lo bevo quando è freddo. Ok. Salvatore, sul conto nostro. Andiamo. Sì, andiamo. Vieni, gatto, vieni. Lo faremo il saleone e te, faremo. Io mi arrendo, andate voi. Sei fatta male? Grazie. Hai visto che meraviglia qua? Sì, ma ci sono cose ancora più belle. Ad esempio? Per esempio, tu. Io? No, grazie, mi fai arrossire. Arrossisci per così poco. Neanche sai le cose che vorrei dirti. Cosa? Per esempio, quello che sento. E che senti? La voce di Beatrice che ci chiama. Andiamo, dai. Mannaggia, le chiama sempre a te, boh. Mannaggia. Ma tu al mare non vieni mai? Beh, sai, veramente io ho tanto da studiare che... Anche d'estate? Togli questi occhiali. Che occhioni che hai. è per vederti meglio. Sciocco, puoi sempre vedermi. Sto sempre qua.
Neppure deve arrivare il momento che ti becco nuda, eh? Se io faccio coincidere la lente numero 1 con la lente numero 2 nel momento preciso in cui l'umidità dell'aria si mescola sul raggio del sole... Ciao, Pippo. Ciao. Lucio! Che c'è? Lucio, non dormire, ho bisogno del tuo aiuto. No, lasciami stare, c'ho da fare. Ma come hai da fare se stai dormendo? Appunto, lasciami dormire. Dai, vieni, aiutami. Lucio! Per piacere, dai. Senti, io... Lucio, qual è la formula della legge di Coulomb? CA-Z2O. Oh, ma questo è cazzo! Hai capito bene, cerca di non rompermelo. Senti, io per uscire con Anni mi devo levare dalle palle Beatrice. Vabbè, ma io che c'entro? Ma come che c'entri? Tu ne devi fare la corte per allontanarla da me. No. Stai calmo. Questo fatto, la scommessa non lo prevedeva proprio. Ma quale scommesse? Perché io qualche volta mi sono preso i soldi da te. Questa volta no, va bene? Questa volta anche se vinco facciamo al 50%, ok? Va bene. Andiamo. Senti, ma io voglio sapere una cosa da te. Come faccio ad avvicinare questa ragazza se in un anno intero non le ho mai detto una parola d'amore? Adesso te lo scrivo io quello che le devi dire, vieni qua. Lucio, senti una cosa. Sempre CA-Z2O Uffa! e basta. Antonio e Cleopatra, Dante e Beatrice. Lancilotto e Ginevra, Paolo e Francesca. Renzo e Lucia, Giulietta e Romeo. Nino e Anna. E chi sono? Sono due ragazzi che conosco io. Lui è pazzamente innamorato di lei. Lei per lui è la notte, il giorno, la sera. È tutto. La sua vita. Il sogno di tutte le notti. E per lei? Per lei non so, io conosco lui. Però lei non fa niente. Per fargli capire quali sono i suoi sentimenti. Però lui non ha il coraggio di dirle niente. Nino, cosa vuoi dirmi? Che ti amo. Ripetilo. Cosa? Ti amo. Mi ami? Ci amiamo. O profumeste capelli, l'ha già sempre conosciuto. E carezze che si immana, l'ha già sempre immaginato. Quando la notte in sonno mi pareva accarezzare. Mi sciatava ogni mattina una smania di vasare. Finalmente andasse in braccio setta me, ma non so perché d'amore ce lo sei. Fino a ieri è stato solo una pazzia, ma stasera non è sua né vanità. Finalmente mi è passata gioia mia, e a scuola c'è sanata malattia. Ma tu dico che sei tutta la vita mia, e non mi lascia per l'eternità.
Ciao Beatrice. Mi ha detto Nino che volevi vedermi, ma come mai sei a Taormina? Io sono a Taormina perché ho accompagnato Pippo. Anche lui è qui. Certo, lui va ad un convegno sullo studio della complessità delle lenti a contatto. Pare che voglia studiare Lui vuole studiare la vita attraverso un binocolo. Ma è col binocolo che la vede. Ma che dici? Ma cose mie. Piuttosto, prego, accomodati, siediti qui. Avevo ordinato anche per te. Dai. Oh no, grazie. Io prendo mezzo bicchiere d'acqua perché sono a dieta. Ma l'acqua è rimasta lì. Bene, allora cosa volevi dirmi? Senti, Beatrice, come si dice? Sai come si dice? Io volevo dirti... Sai, io sono sicuro che... Come si dice? Io sono sicuro che nella mia vita ci sei solo te. Beh, aspetta. I'm sure that in my life there are only you. Ma scusa, mi hai fatto venire qui solo per farti tradurre questa frase? Ehi, bimba, non ti montare la testa. Ma che credevi che io non sapessi dire l'inglese? E poi hai sbagliato. I am sure that in my life you're the only, capito? Ma... Senti, su, lo sai che a scuola sei sempre stato un asino. Perciò non insistere, ti dico che si dice così. Scommettiamo? I am sure that in my life there are only you. È qui che è sbagliato! Ecco dove ti volevo, perché si dice I am sure that in my life you are the only. Ma se ti passavo sempre i compiti io, e adesso tu vieni a fare questi appunti a me, ma Senti, andiamo. è inutile che stiamo qui a strozzeggiare, tanto ho capito che la vuoi vincere sempre tu. Piuttosto l'importante è quello di averti visto, così ti ho tolto dalle... Dalle? A chi ne vuoi dare? Tu hai detto dalle. L'ho detto io? Madonna, mi viene sempre questo intercalare stupido. Dico ogni tanto dalle, ma è così. Non lo so neanche io. Piuttosto non perdiamoci in queste chiacchiere. Ora pago il conto, così andiamo a fare una passeggiata. Cameriere? No, se permetti il conto lo pago io perché a Taormina sono di casa, Per carità, Beatrice, non ti permettere. A una donna non permetterei mai di pagare il conto. Questa volta lo pago io. Senti, Lucio, siamo compagni di scuola o no? Perciò oggi pago io. Siamo amici da tanto tempo, compagni come vuoi, ma questa volta il conto lo pago io. Quant'è? 38.200, grazie. Paga tu. Diamo un cenno a mare, tutte e due, a mare, oh, 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 oh. Sotto sole, a mare, abbronzati, a mare, oh, 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 oh. File di ombrelloni che li parano dal sole, radio ad alta voce tutte la stessa canzone. Diamo un cenno a mare, tutte e due, a mare, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mare, 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 oh, 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 oh. Diamo un cenno a mare, sotto sole, a mare, oh, 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 oh. Le tue smorfie a mare far l'amore, a mare, oh, 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 oh. Nera, 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 linda discoteca sera, la culla le belle si riflette sulla pelle, oh, 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 oh. Diamo un cenno
Davvero? No. Cosa? Ah. Ma certo che ci sei solo tu. Sì? Dai, non fare lo stupido, Nino. Lo sai che ti voglio bene. Ma dai, non posso adesso. Ma non posso, ti dico. Te lo mando? Grazie. Mandamelo tu un bacino adesso. Accidenti. A chi tutto, a chi niente. Ti dà fastidio il fatto che si sia messa con Nino? Già. E allora siete pari. Niente a te e niente a lei. E che vuoi dire? Che la sta prendendo in giro. E lei c'è cascata come una scema. E tu come lo sai? L'ho sentito con queste mie orecchie. Alla festa per la maturità ha fatto una scommessa su di lei. Con 2 suoi amici, 1.100.000 lire che se la sarebbe fatta. Ma non è possibile. E invece sì. Glielo dici tu o glielo dico io? Ciao Anna, amore mio, siediti. No, perché quello che ho da dirti, posso dirtelo anche in piedi. Ma che ti prende? Cosa ho fatto? Davvero non lo sai? No, che non lo so. Se non me lo dici, come cavolo faccio a saperlo? Senti, i soldi dei tuoi amici li prendi adesso o dopo? Quali soldi? Quelli della scommessa. Li hai vinti, no? Aspetta un momento. Chi ti ha raccontato questa storia? Chi me l'ha raccontata non ha importanza, è vera? Sta a sentire. È una faccenda molto complicata. Ma se tu hai un momento di pazienza, io... Senti, è vera, sì o no? È vero, accidenti. Ma si trattava solo di uno scherzo. Beh, allora facci una bella risata sopra. Ma da solo, capito? Addio. Anna! Senta, Anna, scusi. aspetta! La signorina è andata via. Va via anche lei? E il conto chi lo paga qui? Lo sai che mi sei proprio antipatico? Tieni, il resto dammelo subito. Nino, ti giuro, io non so niente. Non gli ho detto niente. E tantomeno quel rincoglionito di Pippo, che sta tutto incasinato con i suoi problemi. Figurati un po'. E chi è stato? E che ne so? Una cosa è certa, che mi ha trattato come un verme. E ha giurato che non vuole più vedere. Mi è venuta un'idea. Sai che cosa faccio ora? Vado a telefonare. Così gli creo un bel appuntamento e vedrai che sistemeremo la situazione. Fidati di me, vedrai. Pronto? Anna, sei tu? Ah, sei Beatrice? Ciao, amore. Come stai? Oh, muoviti! Ti metti a fare l'amore per telefono. Stai zitto, me la devo coccolare, no? Dimmi, Beatrice. Ah, non c'è Anna. Ho capito, peccato. Senz'altro. Ma certo, con immenso piacere. Sì, sì. Porto pure Nino, però sicuramente anche lui. D'accordo. A domani allora. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, a domani. Che ha detto? Ha detto che domani siamo stati invitati sullo yacht di Giorgio. Stai tranquillo, vedrai che tutto si aggiusterà. Fidati. Ciao. Ciao. Ciao! Scusa, amore, Anna dov'è? Anna è andata con Marco. Sono andati a comprare le bibite e la pizza. Tra un po' arriva. Va bene, ho capito. Nino, hai sentito?
tra poco arriverà Anna. È andata con Marco a comprare la pizza e le birre. Oh, tirati su, ti vedo morto. Non ti preoccupare, adesso quella verrà e tutto si aggiusterà. Stai tranquillo. Anzi, sai che faccio io? Io vado da Beatrice e ci riprovo. Fai bene. Che dici? Fai bene. Senti, con quella frase ancora tua, io sono sicuro che... Sei sicuro? Io sono sicuro che... Io sono sicuro. Se sei sicuro va. Senti, sai che cos'è? Ora quella comincia a piacermi. Bella, simpatica, fragile, snella come un uccellino. Snella? Sì. Beatrice? Sì. Va. Io C'è ci provo. cato. Io ci provo. È abbastanza fresco. Là. Sai, Beatrice, vuoi venire un attimo? Ti devo dire una cosa. Sì, scusatemi. Sì, vieni. Vieni giù, Gioia, vieni. Stai tranquilla, non ti preoccupare, non ti faccio niente. Scendi. Senti, Beatrice, io ti devo dire una cosa. Ma senti, Beatrice, io sono sicuro che... Sì, vedi, Beatrice, io sono sicuro che... Ah, ricominciamo. No, ma che ricominciamo? Io ho appena cominciato. Senti, dimmi un po', ma tu leggi qualcosa nei miei occhi? No, e non perdiamo tempo, che stanno arrivando gli altri con le pizze e le bibite. Dobbiamo andare al largo a fare il bagno. Ciao. Hai capito? Come ha fatto questa a non leggere niente nei miei occhi? Eppure qualcosa deve essere scritto. Boh. Mamma mia, che camminata. Sono proprio stanca. Hai ragione. Ecco, arriviamo. Calmati, stiamo arrivando. Diamo un cenno a mare, tutte e due, a mare, oh, 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 oh. Sotto sole, a mare, abbronzati, a mare, oh, oh, oh. Ecco qua, pizza e aranciata. Abbiamo fatto una fila che non si dice. Guarda che muscoli, tocca qui. È tutto a merito del karate. Sei più carino con i capelli a te. Stai calmo. Anna lo fa apposta, non farlo scemo. Dici davvero? Guarda che È vero, vieni a dare una mano, per piacere. Senti. Nino, ma che fai qua tutto solo? T'ho cercato dappertutto. Ho anche pensato che ti fossi buttato a mare. Ma che ti fa male, la barca? Ho capito, ti fa male la pancia. Ma non hai visto come si è comportata Anna con quello stronzo di Marco? Oh, ma non te la prendere, a cosa stai pensando? Levati. Aia! Marco, non conta, è finto. Ma tu che credi? Che Anna si metteva veramente con quel baldacone? Secondo me hai sbagliato tattica. Tu devi... Adesso vuoi dirmi tu come mi devo comportare con le donne? Certo, questa volta sì, Nino, permettimelo. Tu devi andare da lei. Le devi dare in faccia una pizza. Ah! E quella ti cade tra le braccia. L'ho visto in un film, Nino. L'ha fatto John Travolta. Sweet Sweet Three. Sweet Sweet Three. Donna tra le braccia. Allora faccio come dici tu. Vai tranquillo. Io vado? Vai. Certo. E perché a me? Perché sei più stronzo di John Travolta. Ho capito. Che giornata. Non vedo l'ora di buttarmi in acqua. C'è un bel sole, eh?
Beatrice, senti Beatrice, Dimmi. è una cosa importante. Sì, io sono sicuro che... Sì, io sono sicuro che... Se tu mi proverai, mai più mi lascerai. Mi hai proprio stufato! Ma no! Quanta acqua. Mamma mia. Gli faccio vedere io a quello. Ciao, Lucio. Ciao. E Nino? Non me ne parlare, va. Non me ne parlare. Ma perché? Che è successo? Ha preso e se n'è andato. Io sono caduto dalla barca. E sono stato costretto a venire a piedi. Fin qua. E come mai? Che cos'altro è successo? Che è successo? Hanno litigato un'altra volta. Perfetto. Allora abbiamo vinto la scommessa. Dai, vai a prendere 2 aranciate così festeggiamo. Sì, ma che vai a prendere le aranciate? Ma allora sei scemo. Sono 2 scarpe piene di piedi. Zitto, Lola ha acceso il camper. Stasera la vedo nuda. Beato te. Mi sento morto. No, porca la miseria. Proprio stasera che andava tutto bene, questa si è messa il cappotto. Il cappotto? A mare! Fammi vedere! Il cappotto a mare! O sei scemo tu e scemo lei! Sì, il cappotto, Fammi vedere! il cappotto. Fammi vedere! Alla faccia del cappotto! Sì, il cappotto. Quella è tutta nuda, 2 tette meravigliose, una schiena da statua greca, è la fine del mondo! No, ma la vedi nuda? E che la vedo vestita? Fammi vedere allora. Ma che stronzo, ma che nuda è nuda? Scusa, c'ha il cappotto, le scarpe e pure la sciarpa. Uff. Ma lo stronzo sarai te! Fatti un controllo generale, perché il tuo cervello si è bloccato al CAZ2O! Ma vai, va, proprio stasera che collimavano tutti i dati. L'avevo detto io che Anna l'avremmo trovata qua. Toglimi a quello di torno. Navarro, speriamo. Marco, scusami, può venire un attimo? Una cosa importante. Di, non ti preoccupare. Sulla vicina, con stessa tavolina, una birra gelata, gelata come noi, 2 morsi, un panino, amico cameriere, non fare il cretino, va via. Noi sulla parlammo, ma non dicemmo niente, l'amore scegliamo e noi non rispondemmo, arriva già il conto, mi presti 1000 lire, mi presti qualcosa da dire. Popcorn e patatine voi ci a ricordare che non c'è stata che mi vale un po' di là. Tu la mia bambina va all'amore e libertà, io con il mio sciocco sogno di felicità. Popcorn e patatine voi ci a ricordare quando mi pescavo tu corriva a naufraggiare. Tavolina, ti sfiora la mano, pigliando un bicchiere, ma guarda, ti guarda, si incontrano nei pensieri, facciamo la pace stasera, noi solo, più solo, che chi non te innamora, sciupammo, studiamo, stiamo facendo tardi, che sciocco, puntiglio, e non ce n'ha cibo, che noi senza noi ci perdiamo. Popcorn e patatine voi ci a ricordare che mi dà strada, che mi dà un po' di là. Tu la mia bambina va ancora in libertà, io con il mio sciocco sogno di felicità.
Nino, com'è andata? La giacca. Senti, Marco mi ha detto che domani sera c'è una festa per il compleanno di Anna. Ci andiamo? Facci tu, io non vengo. Fai come vuoi, io ci vado. Dai retta a me, vieni. Chi ti dice che Anna vedendoti non ripensi alla cosa? Ti ho detto che ti accompagni, però non salgo. Va. Pippo! Che fai? Vieni tu? No, vi ringrazio, ma sapete, stasera proprio non posso, perché funziona tutto e non posso perdermi l'occasione. Attento alle emozioni! Vabbè, divertitevi ragazzi, salutatemi Anna. Sì. Ciao. Ciao. Ripassa di culo! Ciao Nora. Ciao. Ma che fine fa? Ti ho aspettato dopo il bagno di mezzogiorno, poi dopo quello delle 6. Ma che fai? Mi sfidi? No, per carità, non mi permetterei mai. Sai, è solo una questione di calcoli. Perché? Ti senti male? No, ti spiego, è una cosa mia. Se io riesco a far collimare la luce giusta, al momento giusto, al punto giusto, toglimi una curiosità, ma soffri freddo per caso? Ma che dici? E allora perché ti copri? Che vuoi che vada in giro nuda? No, per carità. Magari. Come? No, dico, magari se qualcuno ti vede girare nuda, dice, ma cosa farà mai quella in giro nuda, Perché a te non piacerebbe? A chi? A me? Ah. Pippo! Aspetti qualcuno, vero? No. Buonasera. Ciao. Ciao. Auguri. Grazie, ma non è il mio compleanno, è il compleanno di Anna. Va bene, ma lo so. Ma io qui sono venuto per te. Ah. Grazie. Auguri. Ciao. Si potrebbe far male? Ciao Anna. Ciao. Auguri. Grazie. Senti. Parla. No, parla tu. Io sono di casa. Sì, ma se mi devi dire qualcosa. Parla. Senti, ma dov'è Nino? Nino non è venuto. E perché? Perché non l'avrai invitato? Già. Forse è vero. Non l'ho invitato. Perché Nino non è venuto? Che cazzo ne so io? Loro litigano e poi se la prendono con me. Coraggio ragazzi, venite, ce la porta! Coraggio! Auguri! Grazie. Adesso mangiamo la torta.
Dai, dai. Puoi tagliarla tu, per favore. Aspetta, Beatrice, la tagliamo insieme, così facciamo la prova generale. La sposa la più bella! Spiaggia sempre stessa, il mare sempre blu, non è cagnato niente, qualche ricordo in più. Tu, col tuo diario, in te pagine parlava sempre noi, cinema arena, flash dance è stato film, e tutte e due, ma tutte notte non dormo, coppa sta spiaggia ritorno, con un pensiero assai dolce, che è un'illusione soltanto, e mi s'allegro mare, ripeto un sogno lontano, tu insieme a me mano a mano, io che ripeto ti amo, e mezza scena più bella, e che sto sonno inventato, nella realtà mi ritrovo, e ti rivedo lontano, 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 senza me. Il mare è sempre blu, c'è pure l'ombrellone dove dormivi tu. Tu, col tuo diario, in te pagine parlava sempre noi del nostro amore, e sta spiaggia è stato lieto, e tutte e due, ma tutte notte non dormo, coppa sta spiaggia ritorno, con un pensiero assai dolce, che è un'illusione soltanto, e mi s'allegro mare, rivedo un sogno lontano, tu insieme a me mano a mano, io che ripeto ti amo, e mezza scena più bella, e che sto sonno inventato, nella realtà mi ritrovo, e ti rivedo lontano, 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 senza me. Ciao. Beh, che fai? Non mi dici niente? Che devo dire? Perché non sei venuto alla festa? Oggi è il mio compleanno. E non mi hai neanche fatto gli auguri. E per questo ti avevo fatto anche il regalo. Che rappresentano per te? Noi due. Che c'è? Hai fatto un'altra scommessa? Ti prego, Anna. Ho fatto una fesseria, d'accordo? Ma non ti ho mai mentito. Mai. Neanche una volta. Attento, Nino. Non dire più bugie. Non te lo perdonerei. Allora mi hai perdonato? Sono felice, felice. Ti amo. Ti amo.
vorrei che quest'estate non finisse mai. Tutto finisce prima o poi. E qualche volta anche l'amore. No, per me no. È la verità, devi credere. Non siamo solo noi a decidere. Soprattutto quando c'è di mezzo il denaro. E che c'entrano i soldi adesso? C'entrano, c'entrano. Sono una brutta malattia. Finiscono sempre con rovinare tutto prima o poi. Cioè, vorresti dire che se io fossi povero, tu non mi vorresti? Lo sei? Io no, quando mai? Dicevo così tanto per dire una cosa, per parlare. E che faresti se scoprissi che io sono povera? Senti, ma siamo qui per parlare di altre cose, no? La cosa più importante è che noi ci vogliamo bene. È questo quello che conta. Quello che conta, Nino, nella vita è la chiarezza. Voglio che mi giuri che mi dirai sempre tutto. È importante per me. Me lo prometti? Certo che te lo prometto. Lola? Ciao, Pippo. Come sei elegante. Sono venuto a prenderti per andare in paese. Bene, ti ringrazio. Mi accompagni alla messa? Sì, certo, però magari dopo potremmo, non so, andare a cena e poi anche in discoteca se vuoi. Ah, aspetta che chiedo il permesso alla mamma. La mamma? Mamma? Questo è il mio amico Pippo. Buonasera. Andiamo, Pippo? Ma porca la miseria! Ma allora i miei calcoli erano giusti. Ho sbagliato soltanto donna. Ah. Beatrice, siamo già al terzo. Non lo dire a mamma, non fare la carogna. Peccato, starei volentieri 20 kg pur di stare al posto di Anna. Ma sei matta dare via 20 kg? A me piaci così. Ma poi dimmi un po', che ci trovi di tanto interessante in questo Nino? Tutto quello che tu non hai, tesoro. Però nella vita bisogna sapersi accontentare. Siete una marea di imbecilli, mi avete stancato. Basta con questo Nino, basta! Anna, sono 2 ore che Beatrice ti sta aspettando. Sì, vengo subito. Nino, io devo andare a casa con Beatrice a fare le valigie. Allora hai proprio deciso? Comunque ci vediamo prima che io parta, ok? Certo. Ciao. Lucio! Andiamo! T'accompagno. Salve. Buongiorno, lieto di vederla, signor Ferretti. Posso essere utile in qualche cosa? Sì, mi dovrebbe aiutare. Vorrei avere delle informazioni su un vostro cliente, un certo Nino Ronca, mi pare. Nino Ronca ha detto? Ma è impossibile, non posso crederci. Ti dico che è così, se vuoi puoi controllare. Vive nel sottoscala dell'albergo, come un pezzente qualsiasi. E poi fa dire alla ricezione la storia che è in incognito, per far credere a chi ci casca che ha un sacco di soldi. Ma lui non ha una lira, vive con i soldi degli amici. Ha voluto farci credere che era ricchissimo, invece non ha niente. Neanche un soldo, capisci? Nino ci ha fregato a tutti quanti, te e Anna compresa. È solo un imbroglione, un commediante. Grazie per l'informazione. Aspetta, Anna, dove vai? Senti, lasciami sistemare le cose a modo mio, d'accordo? Ma sei un brutto imbecille geloso, ma di che ti impicci tu? Ma è un imbroglio, è la verità. Sparisci, sparisci! Pronto? Hotel Capotaormina? Ah, sì, certo, riferirò. Ah, un momento. Sta proprio arrivando, sì, è qui.
E per lei? Per me? Pronto, chi è? Ciao Nino, sono Beatrice. Senti, ora non ti posso spiegare, ma Anna sta venendo da te. Devi fare qualcosa. Anna qui? Sì, mio fratello ha combinato un pasticcio. Va bene, mi spiegherai tutto dopo. Adesso devo pensare. Sì, ciao Nino, ciao. Grazie. Ma scusami, proprio adesso che ero riuscito a far coincidere l'equilibrio ottico con la lunghezza focale tramite la suefazione inglese, tu mi porti via, no, eh? Ma fammi il favore, tu ti stai rincoglionendo appresso a quelle lenti. State a sentire. Voi mi dovete aiutare. Va bene? E lo ripeto un'altra volta. Anna sta andando in albergo e se scopre che le ho raccontato un bucchio di balle, succederà alla fine del mondo. Capirai. Cretino. Ho rubato la chiave della stanza 214. Veramente? Tu, Pippo, aspetti nella 1. E appena arriva Anna me la mandi direttamente su in camera. Chiaro? È una scommessa? E poi lo sai che non mi va di fare queste cose, Se tu non lo fai, io rischio di perderla per sempre. Oh ragazzi, è inutile che litighiamo con queste stupidaggini, non facciamo casine, noi ti aiuteremo. Piuttosto dimmi che cosa devo fare. Schifo. Ah, sì. Però verrai con me. Ho capito, va bene. Sì. Hai capito allora? Sì, che ho capito. Hai capito bene? Sì, E non dormire, dormi sempre. Non dormire, svegliati! Oh, ho capito! Poi facciamo i conti, Sì, va. sì, va. Disgraziato. Ma che fai? Vedi che stretto. Sai cosa devi fare allora? No. Non deve entrare nessuno all'infuori di Anna in camera. Vabbè, ho capito, appena viene te lo accompagno. Sì. Che mi accompagna? Devi rimanere qua. E io qua che devo fare? Parla coi camerieri. Camerieri, vuoi me ne fare un poco verso là? Anna, stai cercando Nino per caso? Sì, perché sai dov'è? Sì, camera 214, secondo piano. Ma mi stai prendendo in giro? E perché, scusa, sali e vedrai. Ci sei anche tu qui, eh? Sto aspettando Anna. Ma no, ma tu sei Anna. Andiamo, ti accompagno io. Ero frastornato. Vedi, devi andare lì, in quella camera. Ciao Anna. Non fiatare, so tutto. Tutto che cosa? Tutto quello che mi basta per capire di cosa hai fatto il tuo cosiddetto amore per me. Anna, ascolta. Non so che cosa ti abbiano raccontato, ma io ti voglio bene. Tu sei tutto per me. Non mi incanti più, Nino, chiaro? Ma la verità, te lo giuro. Non ti credo. Te lo giuro, quando è vera la Madonna. Non ci credo. Non credi alla Madonna? No, non credo in te. Ah. I nostri omaggi, signora Tocci. Siamo lieti di vederla. Mio marito è già arrivato? Non ancora, signora. Vuole la chiave? Ma certo, perché non c'è? Come non c'è? E allora la prenda, la prenda. La prenda. Non c'è, signora. Non capisco. Ah, non capisce? Non capisce. Non è che per caso mi sta nascondendo qualche cosa? La prego, signora. Non è nostra abitudine. No. Vostra no? Ma di mio marito sì, signore. Di mio marito sì, signore. Aspetti, signora. Non precipiti le cose. Tu hai pensato che la cosa più importante per me fosse il denaro. E ti sei fatto passare per quello che non sei. Ma quello che conta nella vita è il coraggio di essere ciò che siamo. Si può essere fieri della propria ricchezza, ma anche della propria povertà. E tu questo coraggio non l'hai mai avuto. Quindi sai cosa ti dico? Scordati di me. Scordati di avermi conosciuta. Scordati che esisto, chiaro? Disgraziato, farabutto. Signora, alt, dove va? Fa
fatti miei. Si Come levi fatti di miei? mezzo. Come si levi di mezzo? Là dentro c'è una donna, non è vero? Sì? È lì che gliene frega? A me che me ne frega. Eh? Mamma mia! Adesso si vedrà. Ai! Ai! Colpo basso! Dove sei? Non vale! Dove sei? Dove? Benissimo. Dove sei? Dove sei? Adesso ti metti anche con le minorenni, eh? E tu dovresti vergognarti. Sgualdrina! Ma vada al diavolo. Adesso mi fai anche insultare, eh? Signora, si calmi, signora. Se ne vada. Ma che mi succede? lasci Si stare. calmi, signora. Vieni fuori, sporcaccione. So che sei qui dentro. Apri. Calmi, signora. Apra questa porta. Come vuole. Apra. E lei chi è? Sono uno stronzo innamorato. C'è nessuno? Ehi, Nino, c'è il campanello lì. C'è Sono qualcuno? partiti tutti stamattina presto e hanno lasciato tutto in disordine come tutti gli anni. Se non fosse che ho visto nascere la signorina Beatrice me ne sarei andato da un pezzo, vi assicuro. E che c'entra Beatrice? Lei è la proprietaria. Beatrice è la proprietaria della villa, non è Anna. No, è Beatrice. Ma è proprietaria anche della macchina grigia di quell'Alfa. Sì, perché non lo sapeva? No. E ho complicato tutto come un fisso. Andiamo. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Hai visto? Che guardia. Bravo, continua sempre così, vedrai che rimarrai con noi. Vedrai. Prego, prego. Accomodati, amore. Ciao, Nino. Beatrice, finalmente. Sono giorni che aspettavo. Non sapevo dove trovarti, ma speravo che prima o poi tu arrivassi qui. Sai, Nino, devi capire, abbiamo avuto dei piccoli contrattempi per la casa, per i mobili, per il corredo. Vero, amore? Ci tenevi tanto a rivedermi? Devo ritrovare Anna e tu mi devi aiutare. Perché la vuoi rivedere? Mi è indispensabile. Stavolta sei sincero? Sì, te lo giuro, Beatrice, sulla mia vita. Beh, io ti credo. D'accordo, Nino. Questo è il numero di telefono di Anna. Però non devi dire che te l'ho dato io. Questo è il gettone. Grazie a tu. Che bella faceva da te. Ho fatto come volevi. Adesso andiamo? Vai avanti tu, amore, mi trattengo ancora un po'. Ti raggiungo dopo, mi mangio qualche cosa. Cameriere? Pronto, chi parla? Pronto, signora, sono Nino, c'è Anna. Anna non c'è. E poi non vuole parlare con nessuno, perciò eviti di chiamarla. Mi sono spiegata? Anna non c'è. Ho parlato con la madre e mi ha detto che non vuole parlare con nessuno. Vieni qua, non ti preoccupare, stai tranquillo. Adesso ti do il suo indirizzo, così l'aspetti sotto il portone di casa. Tutto questo, è chiaro, è gratis. In fondo, sei sempre il mio migliore amico, anche se sto per diventare ricco. Vai tranquillo, vai. Già tu, perciò mi piaci tu, perché sei bello.
Bello sì, ma sempre sti cazzi di schiaffi devi dare a me. Ti giuro che pagherò un pugile, così ti darò un pugno e ti stenderà subito. Ehi, Anna, ciao. Ciao. Che cosa vuoi? Volevo parlarti. Beh, parla allora. No, qui, andiamo nella mia macchina. Parla allora, cos'hai da dirmi? Volevo chiederti perdono. E anche se ho sbagliato, volevo dirti che ho detto tutte quelle bugie perché avevo paura di perderti. Vorrei tanto poterti credere. Te lo giuro, devi credermi. Allora è giusto che tu sappia una cosa. Che cosa? Aspetto un bambino. Cosa hai detto? Aspetto un bambino. Cos'è? Hai cambiato idea? No, è meraviglioso. Un bambino tutto nostro. Ti amo. Adesso ti amo ancora di più. Pensi, una cosa che appartiene a tutte e due. Un bambino, no. Che suoni? Lei aspetta un bambino e tu suoni il clacson. Devi suonare le campane, le campane! È festa, è festa! Andiamo, dai. Prepariamoci là. Sì. Questa mano, fatti più vicino a me. Stai spuntando solo, ma fa freddo come a che. E poi si è avvicinato un temporale, per fortuna sta cabina, basta che ci arriverà. Sento ancora freddo, la tua maglia non ti basta. Metti il mio maglione, può pigliare un raffreddore. Mo ci volesse un po' di latte caldo, ma è deserto chi sto posto, neanche un'anima che ci sta. E già deve che correre per stare a preparare, la pappa con creature, che si sbatte e può mangiare, una casa piccerella, io che donna fatica, dolette tre cuscini, a noi esattato sta. E non ti preoccupare, genitore, senta a me, vedrai che con i giorni tutto il male passerà, diventeranno donne e tutto poi si aggiusterà, vedrai che questa stella brillerà, vedrai, vedrai, vedrai così sarà. Spunterà un dentino sussurrandomi papà. E fra 9 mesi, quando il bimbo nascerà, ora morta nostra una cicoglia ci sarà. Intanto non ti metterà paura, sai che scala cascinzone, il fiatone può far male. E già deve che correre per stazza a preparare, la pappa con creature che si sbatte e può mangiare, una casa pizzerella, io che donna fatica, dolette tre cuscini, miei a noi s'andato qua. E non ti preoccupare, genitore, senta a me, vedrai che con i giorni tutto il male passerà, diventeranno nonni e
tutto poi si aggiusterà. Vedrai che questa stella brillerà. Vedrai, vedrai, vedrai così sarà. Ti spunterà un dentino sussurrandomi papà. Un sassolino già